Il sommario di questa settimana verso il Veneto 2020. Carrozzieri no al monopolio delle assicurazioni. Il progetto lavorare con l'estero. Ed infine i nostri appuntamenti. Rinnovato buon fine settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Il mondo delle imprese ha incontrato a Belluno mercoledì 6 maggio i candidati alla presidenza della Regione Veneto. Nell'occasione il presidente di Confartigianato del Veneto, il bellunese Luigi Curto, ha consegnato ai candidati al governo della Regione il documento Verso il Veneto 2020, con il quale la Confederazione regionale ha inteso proporre la propria rappresentazione della realtà. Un documento corposo di 28 pagine con un'analisi oggettiva di quanto vale l'artigianato in Veneto, proposte e priorità per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale da qui al traguardo affatto lontano del 2020. Fiducia sul manifatturiero, uso della leva finanziaria, capitale umano, semplificazione burocratica e welfare contrattuale e territoriale sono i 5 punti cardine del messaggio lanciato con il documento. Il documento è stato redatto dalla Confartigianato del Veneto innanzitutto per la prossima scadenza elettorale, quindi un documento che andrà fornito ai presidenti candidati, però vuole essere anche un punto di partenza per la rimodulazione del lavoro che la Confartigianato del Veneto intende fare in questi prossimi 5 anni per rilanciare l'economia dell'artigianato del Veneto. L'intervista integrale al presidente di Confartigianato del Veneto nei servizi che seguono questo telegiornale. I carrozzieri non ci stanno a consegnare il mercato delle riparazioni auto nelle mani delle assicurazioni, così come scritto nella riforma della RC Auto contenuta nel disegno di legge concorrenza presentato al governo il 20 febbraio scorso. Per contrastare questa ipotesi, già a ottobre 2014 la categoria ha anche consegnato a Roma ai parlamentari una proposta di legge ben diversa nei contenuti. Sul tema i carrozzieri di Confartigianato assieme a quelli di Appia CNA martedì 12 maggio alle ore 17:30 a Belluno presso il Parco Hotel Villa Carpenada organizzano il convegno No al monopolio delle assicurazioni. I carrozzieri a sostegno del libero mercato e dei diritti dei consumatori. Sono previsti gli interventi dei presidenti di categoria, dell'onorevole Sara Moretto, sostenitrice della proposta in Parlamento, e del dottor Luca Bandiera, consulente legale. Lavorare con l'estero non è facile, ma potrebbe essere determinante per la crescita aziendale. Confartigianato Belluno ha messo a punto uno specifico programma che consiste nell'assistenza personalizzata all'impresa che desidera intraprendere relazioni con l'estero. Si tratta di un progetto, ma anche di un'esperienza che costituisce un importante percorso formativo verso una migliore organizzazione aziendale, che verrà presentato mercoledì 13 maggio a Sedico alle 18 presso il Centro Consorzi, nell'ambito della Scuola per dirigenti di Confartigianato Belluno. Interverranno il dottor Andrea Rossi, responsabile ufficio estero di Confartigianato di Vicenza, con il quale abbiamo avviato un apposito progetto, e poi la dottoressa Elena Zambelli, funzionaria della Camera di Commercio di Belluno, che affronterà il tema nella prospettiva di ulteriori progetti per il futuro. Infine gli appuntamenti di categoria in calendario nella prossima settimana. Lunedì 11 maggio alle ore 17 presso la sede di Confartigianato Belluno la categoria alimentazione propone l'incontro di approfondimenti sui progetti Marchio regionale forno di qualità e Fare educazione sanitaria in azienda. Venerdì 15 maggio alle 17:30 presso la sala riunioni di Confartigianato Belluno gli elettricisti, presieduti da Chiara Dallasen, in collaborazione con l'Albo degli installatori elettrici qualificati e con il contributo di EBAV, organizzano il seminario dal tema Impianti elettrici nei locali a uso medico. Infine il sabato 16 maggio la categoria autotrasporto guidata dal neopresidente Daniela De Bona dà avvio alle 10:30 presso la sede di Confartigianato Belluno a un percorso di aggiornamento professionale con il primo dei seminari in calendario. Si parlerà di cosa è cambiato nell'autotrasporto con la legge di stabilità 2015. Interverranno legali dello studio Malaguti e Partners di Verona, specializzato in tematiche inerenti il trasporto. Ed ora i nostri servizi di approfondimento. Confartigianato del Veneto ha redatto il documento Verso il Veneto 2020 per suggerire a chi andrà a guidare questo territorio dopo il 31 maggio le priorità da inserire nei programmi di governo.
Il presidente di Confartigianato del Veneto, Luigi Curto, ha consegnato il manifesto a tutti i candidati alla presidenza della regione intervenuti a Belluno lo scorso 6 maggio nel confronto pubblico tenuto al Teatro Comunale. Il documento è stato redatto dalla Confartigianato del Veneto innanzitutto per la prossima scadenza elettorale, quindi un documento che andrà fornito ai presidenti candidati, però vuole essere anche un punto di partenza per la rimodulazione del lavoro che la Confartigianato del Veneto intende fare in questi prossimi 5 anni per rilanciare l'economia dell'artigianato del Veneto. Che cosa contiene questo documento? Innanzitutto abbiamo voluto porre l'attenzione mettendo l'impresa al centro, quindi tutte le questioni che gravitano intorno all'impresa sono fortemente evidenziati con una serie di articolati di argomenti importantissimi che vanno dalla questione della capitalizzazione, quindi del credito, accompagnati dalla finanziaria regionale evidentemente, che farà poi da scudo nei confronti del sistema bancario, la questione di rivedere la legge quadro sull'artigianato, quindi i limiti dimensionali, perché non ci può essere un limite a essere imprenditore, quindi gli artigiani devono poter spaziare in diversi ambiti anche per le loro caratteristiche numeriche e di specificità. Poi la rete, le aggregazioni, strumenti secondo me fondamentali in questo momento per rilanciare sia il manifatturiero che purtroppo negli ultimi anni ha perso qualche migliaia di aziende, e poi serve sicuramente a rilanciare l'economia dell'edilizia che, come ben noto, è uno dei settori più in crisi. Su questo, al di là dei piani casa che sono stati degli strumenti importanti per rilanciare l'economia appunto dell'edilizia, andremo ulteriormente a chiedere alla politica un rafforzamento per quanto riguarda la semplificazione anche in questo ambito, una semplificazione che deve chiaramente coincidere un po' con tutto il sistema delle imprese, perché oggi le imprese soffrono di burocrazia, hanno bisogno di certezze, risposte immediate e snellimento delle procedure. Nel documento c'è spazio anche per il territorio, per la sua evoluzione e per le sue specificità? E che cosa chiedete? Pur essendo un documento regionale, è stato redatto con l'apporto di tutte e 7 le province, quindi visto che oggi sono in questa nostra meravigliosa provincia che è dolomitica, è stata fortemente evidenziata la questione legata alla specificità della montagna veneta, riconosciuta dalla Statuto regionale, ma come è noto, e anch'io qui ribadisco, che la specificità e le deleghe servono, ma ci vogliono anche sufficienti risorse economiche perché queste siano attuate. Non serve solo il denaro, è un articolato di questioni che vanno dalle norme, dalle regole e anche dalle risorse, che peraltro ci sono dovute, vengono create nel Veneto, nella virtuosità del Veneto, e su questo aggiungerei anche un elemento non banale, che è quello che dobbiamo evitare questi tagli trasversali del 20% che pesano fortemente sulle pubbliche amministrazioni, che poi ricadono giocoforza su famiglie ed imprese che sono ormai al collasso, non riescono più a reggere i bilanci della pubblica amministrazione, che sono determinati dalle entrate in capo a questi soggetti che dicevo prima, ma bisogna che ci sia un giusto riconoscimento delle capacità di produzione, di produttività di un territorio virtuoso come il Veneto rispetto ad altri che non lo sono. Io dico sveglia le altre regioni che si adeguino e imparino forse a caratterizzarsi di più da chi fa fatica tutti i giorni. Presso il Centro Consorzi si è tenuto il seminario La protezione passa dal fuoco, soluzioni per la riqualificazione edilizia, un'occasione di aggiornamento tecnico per imprese e professionisti. Di che cosa si è trattato ce lo riferisce Renato Caldart di Tecno Isolamenti. La nostra attività che si rivolge prima ai professionisti, poi alle imprese costruttrici, poi ovviamente alle strutture alberghiere, ospedaliere, scolastiche, necessita oggi che il professionista abbia degli aggiornamenti immediati sull'evoluzione normativa e sull'evoluzione dal punto di vista dei materiali. Questo convegno ha proprio la funzione di mettere insieme professionisti, ditte produttrici e noi installatori ad adeguarci e di mettersi in rete ed ottenere il migliore sistema di risolvere il problema. A chi si rivolge? Si rivolge soprattutto alle nuove costruzioni che sono obbligate, diciamo, ad attuare le protezioni necessarie dalle norme attuali, ma nelle ristrutturazioni, soprattutto nelle ristrutturazioni pubbliche, vale a dire sia scuole sia
aziende ospedaliere o alberghiere hanno l'obbligo di adeguarsi perfettamente a queste normative. Con Michele Dota, ingegnere, capiamo che cos'è Gyproc. Gyproc è un brand del grande gruppo Saint-Gobain, una delle più grandi multinazionali al mondo, che si occupa di prodotti a base gesso. Tale materiale viene utilizzato in edilizia per realizzare manufatti a secco oppure non a secco, e nel caso specifico stiamo proponendo le soluzioni prestazionali per quanto riguarda la protezione passiva dal fuoco. Questa è una richiesta che deriva direttamente dalla legislazione, dalla normativa attualmente vigente e che comunque si manifesta secondo diverse applicazioni e che sono legate all'intuizione commerciale di mercato sulla valenza più o meno importante che tali soluzioni rivestono appunto per quanto riguarda la riqualificazione edilizia oppure di una qualificazione legata al nuovo. Questo laboratorio artigiano è famoso per un prodotto di eccellenza, il grissino delle Dolomiti, ma ora è anche una fermata gastronomia. Quali sono i prodotti che proponete e che filosofia dietro la scelta dei piatti? Per quanto riguarda il grissino delle Dolomiti, più che famoso, io spero francamente che sia apprezzato. Comunque cerchiamo di dare popolarità ai nostri prodotti da forno anche quest'anno con la partecipazione a Expo. Saremo presenti alla fiera Tutto Food che inizierà il 3 maggio e chiuderà il 6. Faremo parte di uno stand, il Buon Gusto Veneto, dove insieme a altre 50 aziende proporremo tra l'altro non solo i nostri prodotti da forno ma anche la gastronomia, della quale ci può parlare compiutamente la mia cara cognata Paola. Ecco allora, andiamo nei dettagli. Abbiamo detto chilometro zero, cucina vegetariana, cioè sono state fatte delle scelte molto particolari. Sì, abbiamo cercato di mantenere una linea che rispetti il più possibile l'ambiente e gli animali, anche se noi comunque proponiamo dei prodotti artigianali nostrani, tipo i Casonseiken, Ederli, Spätzle, e speriamo che prenda sempre più piede questa filosofia, diciamo, senza derivati animali, perché comunque è gustosa, è alla portata di tutti e noi ci teniamo soprattutto nei nostri prodotti a fare sì che siano genuini, con pochi ingredienti, per esempio non usiamo degli insaporitori artificiali, ma facciamo tutto noi, tipo un estratto di verdure fatto da noi e delle spezie, cerchiamo il più possibile cose naturali e farine magari anche integrali, semi-integrali. A proposito di farine, ci parla di crustini, come sono nati e che tipologia di farine usate? I crustini appunto sono stati fatti con la crusca, proprio per mantenere le proprietà delle fibre, che sono state un po' messe da parte negli ultimi anni a causa della raffinazione delle farine, e invece secondo noi va rivalutato proprio perché per un sapore diverso e anche a livello di salute fanno bene. Chiudiamo allora dicendo appunto che da dicembre 2014 il laboratorio ha un suo spaccio. Che orari seguite e avrete collaborazioni con altre aziende? Gli orari sono quelli tipici di orari da negozio, salvo il fuoristagione che apriamo solo la mattina. Le collaborazioni, ahimè, con altre realtà interessanti che ci sono a Cortina e dei dintorni non sono possibili, in quanto essendo una vendita diretta possiamo produrre, realizzare e vendere conseguentemente solo prodotti di nostra realizzazione. In chiusura di Impresa Diretta il nostro numero telefonico per eventuali informazioni, lo 0437 933 201. Impresa Diretta che, ricordiamo, trovate anche su YouTube nel canale ufficiale di Confartigianato Belluno. Grazie per averci seguiti.